Auto elettrica e mobilità sostenibile, la marca si interroga sulle opportunità di un futuro green. Nella settimana europea della mobilità sostenibile, la Confcommercio di Treviso cerca di stimolare il dibattito sul tema organizzando un convegno insieme al gruppo Automoto Ricambi di Unasco e invitando al tavolo dei relatori esperti e portatori di esperienze positive in ambito locale e nazionale. Un'occasione per approfondire la discussione a partire da modelli concreti di mobilità green, come quello sperimentato con successo nella città di Pisa con l'installazione di 56 postazioni di ricarica veloci per auto elettriche e un parco di 200 biciclette per il bike sharing. In questo momento qui il costo delle auto elettriche è un costo abbastanza elevato, più che altro delle batterie, no? E quindi ecco, se le case costruttrici riescono a minimizzare questi costi o a trovare delle situazioni per cui con dei contratti di comodato per i pacchi, batterie eccetera, secondo me la parte della mobilità sostenibile, della mobilità elettrica potrebbe essere veramente una cosa fondamentale per tutte le città. Una frontiera ancora poco esplorata, quella della mobilità green, non solo per la carenza delle infrastrutture, ma anche per la crisi in cui versa il settore dell'auto. L'auto elettrica può essere un vantaggio soprattutto anche per l'inquinamento, perché sono auto a zero emissioni e quindi in quest'ottica sicuramente dà una mano prima di tutto all'ambiente e poi, perché no, nei prossimi anni è anche previsto un mercato di auto elettriche attorno al 3% di quello che è in Italia e quindi sicuramente un piccolo aiuto lo può dare. Nella giornata di venerdì la Confcommercio ha voluto trasformare in un'isola green la centralissima Piazza Borsa, mettendo a disposizione dei cittadini veicoli elettrici a 2 a 4 ruote con la possibilità di testarli personalmente. Quello che spero che riusciremo a dare è che in realtà si può cambiare e si può cambiare anche con molta più facilità di quello che apparentemente si pensa. È un paese che forse non ha il coraggio oggi di guardare troppo in là. Oggi con questo piccolo esempio vogliamo far capire che si può guardare in là senza, sognare, ma basando su fatti concreti. Il tutto per la soddisfazione del sindaco di Treviso Giovanni Manildo, in prima linea nella progettazione di una diversa idea di mobilità. È sicuramente un momento importante, il tema della mobilità sostenibile è uno dei temi centrali del progetto di Smart City, quindi vediamo con particolare favore questa iniziativa che la Confcommercio ha organizzato.